Seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna, premio binario, trofeo Gentleman for Life, si corre senza la frusta. Ritirato Stiaccino Jet, 1 Zebudipa, Roberto Giannoni, 2 Tornatore Griff, Giampaolo Carlotto, 3 Victory Lutrebi, Lucia Pasqualini, 4 Verace Chi, Sergio Menichetti, 6 Tarek Otello Zorzetti, in seconda fila 7 Tyron Grad, Filippo Monti, 8 Twitter di Casei, Giuseppe Colantonio, 9 Vertigo Spin, Vittorio Miniero. Favori per Tarek con il numero 6, corsa molto incerta con Verace Chi, super considerato. Qualche problema in fase di allenamento per Tyron Grad che parte distante. Verace Chi subito al comando, mentre all'esterno attacca Tarek che prova la mossa a sorpresa. Otello Zorzetto che insiste all'esterno di Verace Chi, va all'attacco lungo la prima curva, Verace si difende, Tarek insiste all'esterno. Ne vengono fuori 200 metri di corsa davvero veloci, in 13,9 addirittura. Ripiega in seconda posizione Tarek una volta visto che l'avversario è riuscito a rientrare e ovviamente corre davanti. Terza la corda è Zebudipa, la mossa all'esterno subito da parte di Twitter di Casei che prova a muoversi all'esterno e va all'attacco del battistrada. 33 i primi 400 metri, Twitter di Casei che non lascia rifiatare Verace Chi che ha strappato a partire, deve strappare di nuovo dopo un paletto in 16,4, viene fuori una curva in 15,2. Verace in vantaggio all'esterno, Twitter di Casei, Tarek secondo alla corda, avanza al largo Vertigo Spin trascinandosi Tyron Grad, poi Zebudipa lungo la corda, gli altri due più distanti. Davanti alle tribune un paletto in 15,1, ne viene fuori un altro parziale in 33. Si viaggia svelti visto le condizioni della pista, in vantaggio Verace Chi, all'esterno Twitter di Casei, Tarek che ha dato il meglio nello strappo iniziale, ora non ha più niente da dire, può provare a riposare un attimo Twitter di Casei, quale però decide di rimanere all'esterno di Verace Chi che ha passato il chilometro in 1,16,2, prova ad avvicinarsi Vertigo Spin, sembra voler andare in terza ruota, sceglie la corsia interna Filippo Monti scommettendo su Verace Chi e sull'open stretch. 15 la dritta di là, in vantaggio sempre Verace Chi, lungo la corda Tyron Grad, poi all'esterno Twitter di Casei, non avanza invece Vertigo Spin, si muove Victory Lutrebi dalle retrovie, l'ultima curva passata in 15,6, in vantaggio Verace Chi, Tyron Grad che aspetta l'open stretch, all'esterno c'è sempre Twitter di Casei che insiste sul passo, Verace Chi ancora in vantaggio, si butta di dentro Tyron Grad che va sul battistrada, in vantaggio Verace, arriva Tyron sul palo, Tyron Grad se l'ha presa, ha fatto una magia nei confronti di Verace Chi che se la sarebbe meritata tutta. Al terzo poi sono vicini Twitter di Casei e Victory Lutrebi finito forte. Andiamola a rivedere Verace Chi che se l'era meritata, stracorso al comando prendendo attacchi da Tarek e da Twitter di Casei. Filippo Monti sulla dritta di là ha scelto di andare di dentro scommettendo su Verace Chi e sul palo lo batte di precisione, pilotata magistrale veramente da parte di Filippo Monti che coglie il successo con l'allievo di Enzo Di Santo per i colori di Matteo Zaccherini della scuderia Limitless che consegnano Tyron Grad alle mani di Filippo Monti che fa 2 su 2, porta a 20 punti il bottino giornaliero e vince con Tyron Grad.